Un buongiorno a tutti dalla Sala Oriana Fallaci del Consiglio regionale del Veneto. Anche oggi si parla di Polesine, si parla di un Polesine efficiente, di un Polesine efficace. Oggi abbiamo ospiti il sindaco del comune di Melara Anna Marchesini, l'assessore Lorenzo Guerzoni, peraltro anche rappresentante della Proloco di Melara. Io sono sempre molto grata ed onorata quando ho la possibilità di presentare nella prestigiosa sede del Consiglio regionale le realtà polesane, le attività polesane. Noi polesani siamo tosti, siamo nati dove il fango si mescola al sudore, dove il vento stende non solo i panni ma stende anche le braccia, dove la fatica è più vecchia dei calendari. I nostri nonni e bisnonni ci hanno insegnato che la domenica è fatta di cose semplici, è fatta del pane caldo, è fatta di una famiglia che si riunisce, non è fatta di grandi viaggi, non è fatta di grosse spese, è fatta di riti semplici. Io mi ricordo quando ero piccola avevo la nonna che la domenica metteva sul brodo, no? che sobbolliva veramente per ore e ore. C'era magari il pollo arrosto piccolino, proprio semplice. Ed era una festa, era davvero una festa a quel tavolo. La tovaglia era sempre quella, ne giravano forse 2 in tutto l'anno, ma era una festa. Ecco, il nostro Polesine da un po' di tempo ci ha abituato che la festa non è solo quella domenicale, quella santificata, quella delle nostre tradizioni. La festa nasce anche nelle piccole comunità, con dei periodi fissi, dei periodi prestabiliti, periodi in cui davvero la comunità si ritrova e le persone ritornano a vivere quei profumi, quei sapori che il Polesine conosce e che ora può raccontare in diversi modi. La festa della zucca a Melara rappresenta un po' questo, rappresenta la tradizione, rappresenta il sudore delle persone che hanno sempre fatto dei nostri campi e dei frutti dei nostri campi una vera e propria eccellenza. Da questo poi sono nati anche tanti modi di dire, ad esempio il tempo matura anche le zucche. È un modo di dire che un po' rappresenta quello che siamo, da dove veniamo, un'agricoltura che nel tempo ci ha fatti crescere, ci ha fatti conoscere, perché oggi è vero abbiamo industria, abbiamo logistica, abbiamo settori diversificati, ma il settore primario, l'agricoltura, rimane sempre il fiore all'occhiello di un territorio che tanto ha dato e che adesso peraltro è sotto assedio. Ecco che la festa della zucca rappresenta la possibilità di condividere bei momenti assieme, di feste, di ballo, di musica, di tradizione, di territorio, ma anche il ricordo di una terra che davvero ha ancora tanto e tanto da dare. Il mio plauso personale, che spero possa essere anche il plauso dell'intero Consiglio regionale del Veneto, ma se oggi siamo qui evidentemente è così, è per un'amministrazione comunale particolarmente attiva, particolarmente viva, che ha davvero riunito un'intera comunità e non solo, perché poi la festa della zucca travalica i confini melaresi. Una Proloco che davvero sta dando il meglio di sé, ha saputo fare rete e lo sta facendo poi anche con altre realtà del territorio, perché non si tratta solo di amministrazione e Proloco, che comunque rappresentano i baluardi di un paese, ma anche di persone che davvero mettono a disposizione le proprie passioni, il loro tempo, il loro cuore per dare il meglio, per creare una festa che speriamo davvero, come ogni anno, raccolga migliaia e migliaia di persone dal Polesine ma anche dalla Lombardia, visto che è paese di confine, e non solo. Io adesso chiamerei su questo palco prima di tutto il sindaco di Melara, Anna Marchesini, che ringrazio per aver accettato l'invito. Bene, innanzitutto volevo esprimere il mio ringraziamento a Laura, consigliere Cestari, che
ha voluto che oggi fossimo qui presenti per parlare un attimo di questa realtà straordinaria e meravigliosa che è la Festa della Zucca. La ringrazio perché non è mai semplice, non è mai anche scontato né banale che qualcuno si interessi a noi come amministrazioni, come realtà di paesi, se vogliamo, un po' piccoli, e io lo dico sempre anche un po' di frontiera, nel senso che siamo proprio la frontiera intesa come West, no? Come l'Ovest. Infatti Melara è il punto più a ovest di tutta la provincia di Rovigo. A volte i luoghi più lontani sono i luoghi più difficili da conoscere, da esplorare, perché non ci passi per caso, ci devi venire un po' apposta. E questa è una cosa che crea nei nostri territori una specie di storicità che noi siamo abituati anche un po' a rimboccarsi le maniche e a farsi da soli senza chiedere aiuto a nessuno. Ecco però che oggi Laura ci ha dato l'opportunità di sottolineare qualche cosa che anche noi forse facciamo un po' fatica a costruire, perché siamo abituati appunto a fare un po' da soli, però che si cresce anche lavorando insieme e mettendo insieme le sinergie di tante diverse realtà. Noi come parte politica non possiamo che essere orgogliosi come amministrazione, perché questa è una realtà, la Festa della Zucca, che dopo verrà spiegata meglio, ma è già la 33esima edizione, quindi stiamo parlando di qualcosa che è nata nel secolo vecchio e che sta portando avanti qualche cosa di straordinario. I tortelli sono una cosa che sa di festa di casa, sono un prodotto povero, ma contemporaneamente la zucca è un prodotto che dall'antipasto al dolce lo puoi usare in tutte le forme, anche negli aperitivi, perché i semi di zucca possono essere usati anche negli aperitivi. Ma che cosa è che rende straordinaria questa capacità che c'è nei piccoli paesi? Che intorno a degli eventi come questi si creano delle capacità di portare in modo molto semplice qualche cosa che è un'eccellenza del nostro territorio, come la produzione agricola e quindi la zucca, e di portarla, ripeto, a quello che ho detto prima, ad eccellenza. Questo perché? Perché il tortello di zucca di Melara è conosciuto ovunque, un po' perché strategicamente noi potremmo essere etichettati come sfortunati, ma siamo fortunatissimi perché siamo in confine col Mantovano, confiniamo col Veronese e anche abbiamo vicinissima anche l'Emilia. Quindi siamo una terra che nel giro di 30 chilometri ha 3 regioni e 4 province. Quindi alla fine sconfiniamo e facciamo conoscere Melara anche in altre regioni e in altre realtà. Questo perché comunque ci unisce questo filo invisibile che è il menù. Il menù di queste aree è lo stesso per tutti, parte dalla tradizione contadina e poi sviluppa dei prodotti come questo che diventano straordinari. Quello che mi piace sottolineare è proprio questo, che a livello di festa è cresciuta e fatta oggi anche nelle nostre realtà che sono esistenti, quindi non so, per esempio i ristoranti o le gastronomie, i tortelli vengono cercati proprio perché sono i tortelli di Melara. Ecco che si crea questo circolo virtuoso, no? Dove una festa diventa qualche cosa che ti crea il nome, te lo ricordi e poi vai a cercare il prodotto ancora quando la festa non c'è. Tutto questo per noi significa tantissimo, significa tanto perché da un punto di vista di un paese piccolo avere qualche cosa che ti dà forza, energia per uscire, per creare anche una vena, chiamiamola artigiana ma industriale, nel senso che produci qualche cosa, è straordinariamente importante. E da questo punto di vista come amministrazione cerchiamo di essere il più possibile vicino ad una organizzazione come quella della Proloco, che adesso capirete è molto importante e anche molto faticosa. Come vogliamo ulteriormente portare avanti questa collaborazione e questa sinergia? Ci stiamo pensando e nei prossimi anni vorremmo creare anche semplicemente una DECO, cioè una denominazione comunale per il prodotto del tortello di zucca, perché
intravediamo anche la possibilità di esplorare questo futuro. Concludo dicendo che quello che possiamo oltre il prodotto vedere è che c'è una comunità intera che si unisce, che crea momenti di aggregazione, e questi momenti di aggregazione sono straordinariamente fruttiferi per le nostre comunità, perché creano ulteriormente senso di appartenenza, legame con il territorio e trattengono anche qualcuno, perché dove c'è il cuore uno vorrà sempre tornare o rimanere. Ed ecco che queste manifestazioni, questi eventi, queste situazioni che vengono create dal volontariato per noi sono straordinariamente importanti, perché ci danno anche la possibilità, come diceva prima anche Laura, di rivivere in semplicità, in momenti molto molto ristretti, cioè non serve tanto, serve mangiare qualcosa insieme, 2 chiacchiere e un bicchiere di vino, e noi ci sentiamo felici e sereni, e secondo me alla fine abbiamo anche bisogno di questi momenti e di queste situazioni. Per cui grazie a Laura, che ha dimostrato un'attenzione e una sensibilità a noi, e io devo ringraziare anche tutti i volontari che ci danno la possibilità da tanti anni di avere questa, che è veramente un'eccellenza, che ci fa conoscere e riconoscere in posti dove noi non andremmo, perché le nostre dimensioni non ci consentono di essere conosciuti ovunque. Chiudo dicendo che forse l'orgoglio di questi piccoli paesi sta proprio in questo, nel riuscire a creare cose grandi a partire dal piccolo. Grazie. Grazie a te, Sindaco, davvero, anche per il cuore che traspariva da questo tuo messaggio. Allora, noi dovremmo avere un video di 6 minuti, prima magari di passare all'intervento dell'assessore nonché rappresentante della Proloco, magari ce lo vediamo assieme. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold
next to you. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue got me thinking about you. I'm just trying to dive right in. Wanna spend tonight like the last night of our lives, chasing all the love we can. And now, oh, I'm in a sea of lights, and all that I can see is you. And now I'm dying to feel alive. So baby, let's try something new. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Tonight's the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. I've been chasing so long, every right that feels wrong. Rather be with you instead. There's something about it right here, got me seeing so clear. Rainbow colored skies ahead. Now, oh, I'm in a sea of lights, and all that I can see is you. And now I'm dying to feel alive. So baby, let's try something new. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Tonight's the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Siamo anche belli da vedere, cioè Polesani, li vedi? Beh, cioè, dà un sacco di gioia, cioè è partita la carica da Festa della Zucca adesso. Allora, io adesso chiamerei sul palco l'assessore Guerzoni, Lorenzo Guerzoni, nonché rappresentante della Proloco, che magari ci spiegherà un po' più nel dettaglio cosa succederà. Buongiorno, intanto grazie dottoressa Cestari per questa che per noi è un'opportunità, perché essere qua verso il Consiglio regionale è un'opportunità perché ci può rendere ancora più visibili in regione, essendo come... Tanto un altro, volevo annunciare una cosa, è sempre difficile comunque parlare dopo il nostro sindaco che ci comunica sempre tutto perfettamente, quindi cercherò di entrare magari dove non è entrata lei. Comunque ecco, per noi questa è una grande opportunità, renderci visibili in regione, essendo, come detto, il sud-ovest del nord-est,
perché siamo proprio il primo paese che anche filtra, perché possiamo far da tramite, possiamo filtrare quelli che sono magari usi, costumi, tradizioni, anche proprio dal punto di vista culinario in questo caso, perché la nostra festa propone sia il nostro tortello, che ormai speriamo diventi un prodotto tipico, insomma, anche da proporre appunto alle altre regioni, che comunque anche proponiamo un menù più ricco, insomma, non facciamo solo il tortello, perché vediamo che le richieste quando devi proporre un prodotto, ma perché non fai l'hamburger, ma perché non fai la grigliata, e quindi cerchiamo sempre ogni anno di adeguarci, ecco, appunto per le varie richieste che ci vengono fatte. Così anche come nel giro di qualche anno sono cambiati i gusti musicali, quindi cambiando i gusti musicali cerchiamo anche di proporre un programma che possa accontentare un po' tutti. Accontentare tutti è sempre molto difficile, lo sappiamo, e infatti sai che c'è la serata dove c'è il format musicale, c'è la serata dove c'è il liscio, perché quello comunque devi tenerlo, c'è la serata in cui c'è una tribute band, quindi si riesce a trovare un po' di tutto effettivamente, perché comunque è una festa che è parecchio lunga, perché c'è da tenere su una macchina per 13 giorni, non è facile, e infatti quello che ci tengo, ed era quello che mi premeva di più dire, era ringraziare tutta la Proloco, quindi il presidente, tutto il direttivo, i soci, i non soci che magari però collaborano e ci danno una grandissima mano per tutti quei giorni, perché adesso vediamo come saranno le temperature, però lavorare in piena estate a cavallo di Ferragosto non è così scontato, anche perché è una festa che non è che parte alla sera quando si aprono le cucine, ma dura H24, perché devi preparare tutto, insomma è dispendiosa anche dal punto di vista energetico delle nostre risorse. Infatti l'organico è abbastanza forte, perché comunque sai che ci sono le signore, ragazze, esatto, che preparano appunto i tortelli, sai che c'è chi deve gestire tutto il reparto ma le posate, ma gli ordini, ma il bere. Siamo veramente in tanti, bisogna continuare ad essere in tanti, perché comunque un movimento crea movimento, e l'abbiamo visto anche dai sorrisi sia di chi lavora, sia dei volontari, che di chi abbiamo l'onore di ospitare, ecco. Badando appunto anche i volti, mi è venuto da sorridere pensando che se chi viene alla festa della zucca può trovare in cassa il sindaco, il vice sindaco, può trovare un assessore alle griglie, addirittura fino all'anno scorso avevamo a spinare bibite il parroco di Melara, quindi veramente insomma cerchiamo essendo un paese piccolo abbiamo bisogno di tanta forza, siamo in parecchi lì dietro, perché comunque ci si sposta sempre, si parla sempre di quei 50 volontari che ogni sera, tra ragazzi, chi cucina, chi sparecchia, è un organico importante, ecco. Appunto volevo anche parlare dell'associazionismo, effettivamente se ci fosse solo la Proloco faremo fatica, quindi abbiamo anche gli scout che ci aiutano per sparecchiare, abbiamo altre associazioni che ci aiutano anche tramite i loro volontari, l'Avis, il Circolo Noi, quindi insomma è un apparato, è un organismo più che un organico, fatto di vari elementi che insomma sono tutti fondamentali, insomma, ecco. La festa appunto durerà 13 giorni, dal 7 al 19, e insomma veniteci a trovare, che insomma cercheremo di farvi tutti felici, e ci rendete felici anche noi, ecco.
Grazie mille. No, grazie infinite a voi. Effettivamente ci si sente a casa, lo confermo, perché insomma, è da un po' di anni. Prima frequentavo la festa della zucca da giornalista, quindi venivo proprio a documentare quello che si faceva, adesso da consigliere regionale, poi vedremo in futuro, comunque anche da normale cittadina, insomma direi che si usufruisce molto bene di questa super festa. Melara che conta 1700 persone, quindi davvero una forza, queste 1700 persone che si mettono all'opera. Salutiamo anche, perché non lo abbiamo fatto, Laura Mantovani, il vice sindaco di Melara, e poi il presidente della Proloco, sei tu? No, No. sono il figlio, quindi Vincenzo Guerzoni, presidente. Ecco, Vincenzo Guerzoni. E poi vedo uno Stefano Sabaini, che doveva essere anche lui con noi oggi, però immagino che non abbia potuto per motivi- impegni, vabbè, insomma, benissimo personali, che è vicepresidente, giusto? No. È nel È nel direttivo. Insomma, comunque salutiamo loro. Adesso io avevo i nomi qui, quindi ho ritenuto opportuno presentarli, visto che insomma avrebbero dovuto essere presenti con noi oggi, ma salutiamo chiaramente tutti coloro che spenderanno cuore, tempo e passione per questa festa. Quindi mi raccomando, dal 7 al 19 agosto 2025, 33esima edizione della festa della zucca a Melara. Vi aspettiamo quindi, pronti per il taglio del nastro e poi per partire con questa festa. Grazie di cuore e un buon lavoro a tutti, una buona settimana.